Siamo con Pierluigi Bresciani, tecnico dell'Amatori Vasken Lodi, al termine della sconfitta in casa 3-1 col Forte dei Marmi. Gigio, sei d'accordo se parliamo di una sconfitta arrivata soprattutto per gli episodi che il Forte ha saputo sfruttare, mentre i tuoi ragazzi, soprattutto nel secondo tempo, ma anche nel primo, non sono riusciti a concretizzare? Sì, io penso che noi abbiamo fatto una gran partita fino al 3-1, dopo il 3-1 abbiamo provato a recuperarla in qualche maniera, magari dopo fatto l'1 pari, preso il 2-1 abbiamo preso su un incrocio dei pali, ma arriva dentro quello, cambia tutto. Diciamo che ci sono degli episodi, però quello che non mi è piaciuto stasera è stato il power play, che lo facevamo sempre bene, lo stiamo lavorando tantissimo, stasera non so, facevamo tutto diverso, cioè siamo andati giù un po' di testa nel momento che bisognava magari crescere e fare quel passettino, però è anche vero che noi è proprio il nostro percorso di crescita quello, loro sono stati bravi in quello con la testa, rimanerci noi l'inesperienza un po' alla fine volevamo strafare, ci ha portato a non riuscire a recuperare il risultato. Il gol, sì, specialmente il secondo, è il gol di Ambrosio. Sì. Lui la pallettina lì se l'è trovata e l'ha buttata dentro, nonostante eravamo in due a difenderlo abbastanza anche bene, però quello lì, ma non sarebbe niente nemmeno, è che le occasioni le abbiamo avute e bisogna essere più cinici e certi giocatori devono crederci di più quando sono davanti alla porta, perché abbiamo occasioni, abbiamo fatto un gran gol, il primo abbiamo fatto un contropiede perfetto e dopo abbiamo regalato il pareggio. Lì cavolo siamo stati un po' sfortunati perché il primo tempo non meritavamo di finire in pareggio, però siamo d'accordo tutti che il Forte è una squadra di grande qualità, con giocatori che quando entrano e escono giocano alla grande, però penso che sì, bisogna fare quello step per migliorare a livello proprio di esperienza. Poi secondo me ci siamo, anche perché comunque abbiamo fatto una partita pressando tutta la partita, spendendo tanto, siamo stati bravi, adesso io ho già la testa a Sarzana, non penso altro, devo pensare al Sarzana. Ecco, l'aspetto positivo, sicuramente penso il più positivo che hai riscontrato nella partita di stasera è stata che è contro la principale candidata allo scudetto quest'anno insieme al Trissino, una squadra di grande esperienza con tanti campioni. L'Amatori se l'è giocata non solo a viso aperto ma con grande personalità e cercando di comandare la partita come avevi chiesto. Questo penso sia l'aspetto che ti soddisfi di più stasera, al di là della sconfitta ovviamente. Mi soddisfa fino a un certo punto, però adesso bisogna fare quel salto perché siamo lì. Perché poi è facile fare una partita così contro il Forte, adesso bisogna fare partita così mercoledì col Sarzana, io ho già la testa a Sarzana, adesso qui ormai è un capitolo chiuso, vediamo, potevamo vincerla, perderla, questa qui era una partita, sapevamo, da tripla in casa nostra e ce la siamo giocata, comunque non è che l'abbiamo sperata, mi dispiace perché bisognerebbe magari non avere timore, giocare più liberi di testa, non essere bloccati.